Sorrienta gentile, sospira d'amore. Salve a tutti! Qualche mese fa, con la rubrica Cantava Napoli, ho avuto modo di affrontare le biografie di alcuni dei più grandi artisti che si sono dedicati alla canzone napoletana dal 1900 al 1965. Tra questi c'è anche il grande Giacomo Rondinella. Difficile riassumere Rondinella in pochi secondi. Un artista che si è diviso tra canzone, cinema, teatro. E a proposito di Giacomo Rondinella, poco tempo fa ho ricevuto un messaggio dal nipote, Davide Rondinella, il quale mi ha contattato per parlarmi di un evento che ci sarà a breve a Napoli. Davide, dici qualcosa in più. Ciao Salvatore, grazie mille. Sai, per chi non mi conoscesse è doveroso dirlo ancora, io sono Davide Rondinella, nipote di Giacomo Rondinella, che sto portando avanti con molta umiltà la canzone classica napoletana. Siamo io, te e qualcun altro, insomma, che ancora siamo ancorati alle tradizioni giuste, perché è giusto non dimenticare la storia. Beh, insomma, mi chiedi delle novità a livello artistico. Beh, non posso non dire che arriverà a Napoli, al Teatro Piccolo, infatti, a Fuorigrotta. Sarò presente il 24 di aprile alle ore 20. Il mio spettacolo, insieme alla mia produzione TPM Records, e appunto presenterò per la prima volta a Napoli Canto perché non so volare. Troppo buono, troppo buono. A proposito, so che c'è un evento in streaming prossimamente che verrà trasmesso in tutto il mondo. Qualche particolare? Sì, Salvatore, un'altra novità: il 6 aprile alle ore 20 andrò in diretta mondiale su Catanzaro Live Streaming. Quindi io veramente sono contento, perché vedo che tanto lavoro in questi anni, che sembrava un po' fatto in sordina, in realtà piano piano sta riscuotendo successo. Sono veramente contento di questo. È chiaro che lì parlerò un po' di tutto e andremo a svelare altre cose, altre novità, insieme sempre alla mia produzione Gianni Ronga TPM Records. Qualche piccolo spoiler su qualche novità artistica? Allora, la prima ed è una cosa che mi lusinga veramente, è la tua presenza al Teatro Il Piccolo di Napoli di Fuorigrotta. Quindi mi raccomando, venite al teatro, perché Salvatore è una parte molto importante della storia della musica classica napoletana, e ringrazio veramente per quanto detto sul zio Giacomo. E poi lì ci sarà un mio inedito che presenterò con grandissimo piacere alla città di Napoli, che si chiama non me lo ricordo. Dovete venire a Napoli, Teatro Piccolo, per sapere il titolo della canzone. Grazie Davide, troppo buono. Io mi dedico soltanto per quel poco che posso all'informazione. Poi c'è chi fa molto meglio di me. So che c'è stato un viaggio all'estero in un periodo di grandi attività. C'era qualcosa che nascondeva questo viaggio? Beh, diciamo che si è aperta una porta importante e stiamo iniziando una collaborazione con un artista che ho avuto il piacere di conoscere a Praga. Posso dire solo il nome, non il cognome, perché voglio mantenere un attimo, non voglio spoilerare tutto. Comunque si chiama Thomas, lo saluto caramente, è un artista della Repubblica Ceca, di Praga, come ho già detto, e a breve stiamo organizzando uno spettacolo lì, e uscirà anche un arrangiamento inedito della TPM Records della versione Il Mondo. Quindi è una cosa che stiamo facendo, e insomma voglio portare la musica napoletana anche all'estero, come ha fatto zio Giacomo. Sarò felicissimo di partecipare a questa chiacchierata amichevole in questo tuo spettacolo a Napoli, e vi invito a seguire questo incontro. Io ringrazio Salvatore Architravo, ringrazio voi che mi state vedendo in questo momento. Vi faccio un caro saluto da parte mia, Davide Rondinella, la mia produzione che è sempre presente, Gianni Ronga TPM Records. Un saluto a tutti quanti, grazie Salvatore, grazie mille, onorato, ciao! Torna tu, non ce la so, ma chiudo.